E ora ci spostiamo a Venezia, dove proseguono i lavori per la costruzione del MOSE, il sistema di dighe mobili contro l'acqua alta, e vi mostriamo le prime immagini del cantiere. Venezia, la laguna e poco più in là i 15 km di cantiere del modulo sperimentale elettromeccanico, meglio conosciuto come MOSE, una delle grandi opere avviate in Italia. Siamo a bordo dell'elicottero, stiamo sorvolando il MOSE, che è questo grandissimo progetto idraulico che ci è invidiato da tutto il mondo, che dovrebbe in qualche modo riuscire a fermare l'acqua alta e le maree che riguardano Venezia, un'impresa faraonica, ed è ormai completata al 63%. 4 dighe mobili, 78 paratie che si alzeranno per fermare le maree, alte fino a 3 metri. Sono 3.000 le persone che lavorano qui. Oggi Luca Zaia, il neo governatore del Veneto, è voluto venire a vedere lo stato dei lavori, aprendo per la prima volta i cantieri ai giornalisti arrivati da tutto il mondo. Con la prossima primavera verranno già messi a mare i primi cassoni con le prime paratoie, il che significherà che per il 2014 il MOSE funzionerà, sarà totalmente ultimato. Tempi e costi rispettati quindi, e si comincia già a pensare al dopo. Un'ipotesi è quella di far nascere qui un grande centro di ricerca sulle maree.